Lady Papera, 200 Paraponzi Polipa. Buonasera telespettatrici, buonasera telespettatrici. E perciò questa sera è l'ultima puntata della trasmissione, che poi ce ne andiamo in ferie perché giustamente dopo un anno che ho fatto tutte queste cose anche io ho bisogno di riposarvi. E perciò questa sera noi facciamo l'ultimo oroscopo e pigliatevi la carta con la penna e preparatevi a scrivere. Siete pronti? Ariete. Non date troppe coppie di testa perché non potete andare perciò avanti e neanche indietro. Potete andare solo nel mezzo, di qua vanno e di là vanno. Toro. Chiunque è nato per le cose del toro si può mangiare solo la pasta del pomodoro. Perché il toro che è nato perciò con il toro si mangia sempre la pasta col pomodoro. Perciò non ci mettete tanto peperoncino perché allora vi fa male anche il copino, sotto il vero del mandarino e magari del parino. I gemelli hanno una restarura e perciò nascudono. È un segno forte ma debole di coruzzo. I gemelli sono due, perciò sono sempre uno, invece sono due. I nati sotto questo segno vuol dire che sono deboli, troppo deboli. Il leone nel circo a volte fa lo spettacolo, invece il leone nella vita sociale lavora con psicologia, si mangia sempre un suo guidato mia. Mentre il Sagittario, quando ce l'avete sempre in vizio, perciò li dovete dittate le foto, dove vi trovate, vi alleggerisce lo stomaco e vi sentite meglio. Perciò vi consiglio un po' di addauro, un po' di acqua bollita, qualche uovo ve lo asciugate e qualche cosa ve la sbattete nel muro. Vergine, oggi è troppo raro, ma è fortunato quando si capita. Potete andare dal ginecologo, che lui vi può consigliare troppo bene e vi consiglia bene. Il nome e impressione voi li sapete, quali sono, e mi potete anche telefonare a me. Ma sempre nel ginecologo, perché esiste e deve esistere il ginecologo. Scorpione, state attenti, perché sempre calmo e perciò se vi musica vi viene tutta la mangiasciume e vi dovete secare tutta la pomata, perché nell'estate la pelle scotta e vengono queste mangiasciume con l'acqua salata, con l'urina e dovete sempre consultare perciò la vostra paraponzipolica. Bilancia, dovete sempre valutare il peso del denaro, perché lo spendere è inutile e se non resta una malura, cosa può fare nella vita uno che ha malura? Non può fare niente, non può andare neanche nella paraponzipolica e allora non può consultare i numeri che sono in pressione e tutti i posti che io giustamente con la mia 200 paraponzipolica faccio e ascolto tutte le cristiane. Cancro, avete passato una giornata brutta, perciò non vi abbattete. Passate anche una notte brutta e perciò non vi abbattete. Basta che voi vedete i numeri sempre sopra pressione, potete telefonare a Bronte, a Maletto, potete telefonare a Giare, a Taormina, tutti gli studi che io me la faccio là. Pesci, di questi tempi i pesci sono buoni, però costano molto. Attenti alle resche, perché le resche dei pesci possono portare infezioni native nella cola. Nella cola, dove la cola ci esiste il canarozzo, e il canarozzo che ci esiste la resca, se la zicca e fa male. Allora vi consiglio sempre di consultare un ginecologico, perché il ginecologico, se le resche ve le ziccate, ve le sa togliere. A questo punto, cari amiche, io ho detto il mio ultimo oroscopo, adesso parleremo della ricetta estiva, avete la carta già, la penna, e perciò vi dico la ricetta delle pappardelle alla Lady Papera. Allora, prendete una cazzarolella, ci mettete un po' di acqua e la facete ugliere. Dopo che per 5 minuti sta bollendo e se voglie, sempre uglie, poi ci mettete un po' di dauro, un pochettino sempre di dauro. Dopo che la dauro è diventato quasi nero, ci mettete un po' di zucchero, lo mescolate, sempre lo mescolate e dopo ci potete buttare le pappardelle che le eliminate e dopo che le eliminate, sempre le eliminate, ci potete buttare anche il sucazzo che avete fatto. Giustamente ci mettete i pipistrelli, il peperoncino quello rosso a dente che ci sta sempre più piccante. Lo facete sempre eliminare e dopo quasi 10 minuti che avete sempre eliminato, perciò chiamate vostro marito, ce lo facete restare
E se lui non vi dà colpo di copino della testa, vuol dire che la pasta è uscita troppo bene. Cari amici, a questo punto la trasmissione è finita. Chiunque di voi in quest'estate ha bisogno della paraponziologa e deve avere sempre a vostra disposizione. Grazie, grazie, grazie.